Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi sono molto contenta perché ho seguito un autore, un ricercatore per molto tempo, non seguito come stalker perché non è il mio caso, ma proprio come curiosa dei meravigliosi testi a cui ha lavorato. E un giorno me lo sono ritrovato, l'ho conosciuto grazie a un amico comune che è Claudio, che salutiamo, per cui ve lo presento, è Loris Bagnara. Ciao Loris. Ciao Dele, ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie per avermi invitato. Ma grazie a te, perché ecco, quando l'ho conosciuto, ho fatto un salto su una sedia, perché ho detto, ma questo è l'autore di quel libro meraviglioso che Tom Bosco ci aveva consigliato di leggere l'anno scorso durante il corso di esopolitica. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. Il libro si chiama Il risveglio degli antichi ed è edito da Graal Edizioni con prefazione di Giorgio Galli, tra l'altro, scritto da un certo Rabdo Team. E chi scopro? Scopro che dietro Rabdo Team ci sono 4 autori veramente degni di nota, di cui uno è Loris. Loris, la prima cosa che ti voglio chiedere, so quali sono le ricerche di cui ti occupi, tra l'altro Europa e anche questo tuo libro di esordio che io, dico la verità, non ho letto ma leggerò, sul mistero delle piramidi, di quella terra meravigliosa che è l'Egitto. Ti voglio chiedere, ma come è nato il progetto del risveglio degli antichi? Sì, è una bella storia anche questa di come le cose si infilano in maniera inaspettata nella vita, nella ricerca di un autore, come è capitato a me. E tutto era nato dal mio primo libro che tu stavi citando poc'anzi, il segreto di Giza, che è stato un libro di Di oltre Gizia. 20 anni, di Scusa, Giza, sì. edito da chi? Era da Newton Compton e del 2003, Ok. quindi è un po' datato, nel senso che non si trova neanche più in commercio, però questo non è un problema, nel senso che ho pubblicato proprio l'anno scorso con l'edizione Aurora Boreale di Nicola Bisi di Firenze una rivisitazione di questo tema, per cui il libro si intitola Il modello celeste di Giza ed è una rivisitazione, un ampliamento anche di quelle ricerche ormai datate da più di 20 anni. Però quel primo libro fu l'occasione per conoscere innanzitutto Paolo Rumor, che leggendo quel libro lì pensò appunto di contattarmi e di coinvolgermi nello studio del materiale che aveva a disposizione, che è confluito poi per l'appunto nel libro L'Altra Europa, di cui non possiamo parlare questa sera perché non avremo abbastanza tempo neanche per introdurlo. Ma fu stata una tappa importante della mia ricerca. Il libro L'Altra Europa uscì nel 2010 e a sua volta L'Altra Europa fu l'occasione grazie alla quale io entrai in contatto con il gruppo di ricerca dal quale poi è nato per l'appunto Risveglio degli Antichi, perché un lettore interessato, molto appassionato di queste ricerche, tutti generi di ricerche di carattere storico, archeologico e anche diciamo così complottista, ci possiamo capire quando diciamo questa parola, questo genere di tematiche, pensò bene di contattarmi, si chiama Andrea Lontani questo lettore, pensò di contattarmi e di coinvolgermi diciamo, in un gruppo di ricerca che comprendeva anche un altro autore noto che aveva già scritto diversi libri, e questo autore era Marco Zagni di Milano. Oltre a Marco Zagni poi c'era anche un altro autore che recentemente è uscito con parecchi libri importanti e di peso, di spessore, che è Diego Marin, e c'era per appunto Andrea Lontani, questo nella prima composizione del Rabdo Team. Inizialmente questo gruppo di 4 autori, l'idea era quella di dedicarsi a studiare le materie che erano più affini a quelle che erano presenti per appunto nell'Alta Europa. Ma poi è saltato fuori inaspettatamente, e da questa è una cosa, come dire, sorprendente, già quello che sto per raccontare. A un certo punto Marco Zagni ci disse, ma io nella soffitta di casa mia ho diversi scatoloni di materiale di una storia che è assolutamente incredibile, e che io sono anni che ce l'ho lì, questa storia, che mi dico che bisogna, come dire, esporre al pubblico, farne un libro, presentare perché non può restare lì, e qual è la migliore occasione se non coinvolgere voi altri tre per fare uno studio di questo genere? E da di qui cominciò a farci vedere poi di che cosa si trattava questo materiale. E qui stiamo parlando degli anni ancora 2013, quando abbiamo cominciato a guardare queste cose qui. Il libro è uscito appunto qualche anno dopo, nel 2018, ma ci sono stati appunto 4-5 anni di studio abbastanza, come dire, difficile, perché è difficile catturare questa materia per i motivi che adesso sto per andare a dire.
E, allora, cominciando a Diciamo studiare che questo, questo sì, libro si colloca nei fatti narrati, perché qui non è una storia, è realtà, sì, è una questione che ha a che vedere con la geologia, con delle scoperte vere e proprie, fisiche, materiali, esatto, si colloca in Italia, secondo in Italia. nel nord dell'Italia. Scusami se ti ho Sì. interrotto, ma No, perché no, secondo me è importante dare, cioè perché mi ha colpito il fatto che io per sapere di cose devo andare a studiarmi roba americana, roba russa, in Italia. infatti. In Italia, allora sì, ecco, ha fatto bene a precisarlo perché, allora diciamo un'altra parola su come questo materiale, prima di dire cosa c'è dentro questo materiale, diciamo come è arrivato nelle mani di Marco Zagni, perché anche questo è curioso. Marco Zagni, che oltre ad essere un autore è anche un ricercatore, esploratore, che ha esplorato estesamente più di una volta l'Amazzonia alla ricerca di città perdute e è anche arrivato abbastanza a conclusioni interessanti, diciamo così. Vabbè, questo è tutto un altro capitolo, ma partiva da questo. Cioè Marco Zagni a un certo punto, più che una ventina di anni fa, anche qualcosa di più, era interessato a chiarire alcuni aspetti di carattere geologico, per l'appunto, che gli interessavano per le sue ricerche che stava facendo in Amazzonia. E penso bene di contattare un geologo di grande calibro, che era Floriano Villa, che è stato anche presidente dell'associazione dell'Ordine dei Geologi, adesso forse il termine non è quello giusto, ma comunque è il presidente nazionale dell'Associazione dei Geologi. Quindi è anche professore universitario e quindi una persona di notevole competenza e spessore. E pensò di andare di contattarlo per chiedere alcune informazioni di carattere per l'appunto geologico sull'Amazzonia. Ne nacque un'amicizia, a livello anche molto confidenziale. Perché? Perché a un certo punto Villa lo mise a parte di alcune cose delle quali non aveva mai parlato con nessuno. Perché evidentemente trovò stimabile, trovò degna di fiducia Marco Zagni, per appunto l'amico Marco Zagni. E comincia a dirgli che negli anni 60, quindi rispetto agli eventi di questa prima amicizia di Zagni con Floriano Villa, diciamo circa una quarantina di anni prima, Villa era stato coinvolto in una ricerca assolutamente particolare, estremamente particolare. Una ricerca che era guidata da un ingegnere milanese, Alessandro Porro, il quale aveva scoperto, grazie ad uno strumento di sua invenzione, determinate realtà presenti, dico realtà, determinate cose che lui percepiva nel sottosuolo e che tra poco andrò a spiegare. Chiudo la storia di come è entrato Villa in possesso di questo, Zagni in possesso di questo materiale. Allora, Villa praticamente, avendogli fatto queste confidenze di queste ricerche estremamente interessanti e importanti che aveva fatto 40 anni prima, che poi era rimasta lì chiusa in un cassetto, lo mise a conoscenza, lo introdusse alla conoscenza di un altro personaggio chiave di queste ricerche avvenute negli anni 60, che era il giornalista Mario Meniaci, che era stato, diciamo così, il documentarista, quello che aveva tenuto un diario di bordo delle ricerche allora effettuate, che aveva per appunto redatto un diario che è stata poi la nostra traccia di lavoro fondamentale, oltre all'analisi dei documenti veri e propri originari dell'ingegner Porro. E, insomma, da Zagni conobbe prima Villa, con Villa lo introdusse a Mario Miniaci. Mario Miniaci, ecco, era la persona che era in possesso di tutto questo materiale, che era rimasto a lui. Nessun altro l'aveva visto in quei 40 anni, ora sono diventati anche 60 anni da quegli anni, da quei tempi, 50-60 anni. Era un po' l'archivista, diciamo, del Sì, materiale, esatto. insomma, Sì, il custode. esatto, sì, il custode, oltre anche ad un altro personaggio che, diciamo, non era una ricercatrice, ma era stata la segretaria del gruppo, Luciana Petruccelli, che aveva un pochino tenuto le fila, diciamo, a livello proprio segretariale, di ufficio, diciamo così, di questo gruppo di ricerca. Per farla breve, che poi arriviamo alle cose interessanti che è il nocciolo del materiale contenuto in questo, delle informazioni contenute in questo materiale. Alla fine, quindi, Mario Miniaci, parliamo di persone che erano arrivate ad un'età molto avanzata, perché Villa era da oltre gli 80, Miniaci pure, forse addirittura era quasi arrivata ai 90. Erano persone che non avevano ancora molto da vivere, da restare su questa terra, e quindi gli dettero a Marco Zagni volentieri tutto questo materiale, che fino allora, ripeto, non era stato visto da nessuno, veramente. Quindi questa storia era totalmente inedita. Perché appunto pensavano che Zagni potesse studiarlo in maniera corretta, appropriata,
e poterne fare magari un libro divulgativo che loro non erano mai stati in grado di fare. Non erano mai stati in grado di fare. Loro, dico, gli autori originari della ricerca degli anni 60-70. E quindi, ecco, questo materiale, per arrivare alla conclusione dell'antefatto, diciamo, della vicenda, era a metà degli anni 10, diciamo del 2005-2006, era rimasto in mano a Marco Zain, che non sapendo, qui c'entra anche Tom Bosco, il nostro amico Tom Bosco, perché non sapendo come fare a cominciare a studiare questo materiale, si mise in contatto con Tom Bosco per fare anche un articolo, diciamo così, Su civetta, Nexus. su Nexus, esatto, questo nel 2006. E dicendo e non dicendo, chiaramente, senza entrare nel merito delle vicende contenute nel materiale che aveva in mano, ma in qualche modo lanciando un esco, un amo che poi è servito, diciamo così, per radunare altre persone intorno a lui. Ad esempio, la segretaria del gruppo, Luciana Petruccelli, riuscì a ritrovarla proprio grazie a questo articolo pubblicato da Tom su Nexus nel 2006. Questo, diciamo così, è l'antefatto. Arriviamo per l'appunto ai nostri anni in cui Marco ci mette a conoscenza di questo materiale che lui ancora aveva semplicemente sfogliato, ma non studiato, e quindi noi cominciamo a studiarlo. Dentro questi scatoloni c'erano un'infinità di disegni, di appunti di prima mano presi dall'ingegner Porro, e c'era per l'appunto, come documento fondamentale, il diario di Mario Miniaci. Era proprio un diario articolato giorno per giorno su come stavano andando le ricerche, cioè cosa faceva l'ingegnere quel tal giorno, che studi era andato a fare, che prospezioni geologiche era andato a fare in quale punto, quali erano i pensieri che gli giravano per la testa, le interpretazioni che stava dando alle ricerche che stava facendo. Quindi era tutto annotato in maniera meticolosa, è stato veramente importante questo documento. E di cosa si trattava? Arriviamo al dunque. Bisogna dire che allora, Alessandro Porro era, perché è morto a metà degli anni 70, ovviamente, era un ingegnere che si occupava di prospezioni minerarie e aveva anche vissuto per qualche anno, per diversi anni in Brasile con la famiglia, negli anni 50, e all'inizio degli anni 60 era tornato in Italia, a Milano, e aveva sempre continuato la sua attività nel campo delle prospezioni minerarie. E aveva ben pensato, aveva già iniziato in Brasile a studiare la cosa, aveva pensato di studiare per mettere a punto un macchinario, uno strumento che potesse essere utile per fare meglio il suo lavoro. La sua idea era quella di fare meglio il suo lavoro di ingegnere minerario, di prospezione geologica, eccetera. E lui racconta, viene narrato nel diario, che grazie ad un libro che aveva trovato in Brasile e che recava una stampigliatura top secret, che in qualche modo, perché proveniva da archivi della NASA, è così riferito nel diario di Miniaci. Quindi questo libro misterioso che siamo forse riusciti a identificare, ma non ce ne sono più copie, ma identificare così come titolo, ma non è facile riuscire proprio a mettere le mani su quel testo lì. Grazie a informazioni lì contenute, lui mise a punto uno strumento che cominciò ad usare in Lombardia, per appunto a Milano, nell'area della campagna del Milanese, quindi Brianza, verso le Prealpi anche, andava soprattutto. E cominciò a fare delle prospezioni e cominciò a sentire, ad avvertire con questo suo strumento delle cose che non erano semplicemente delle strutture geologiche normali, cominciò a sentire delle cose che sembravano delle strutture artificiali. Quindi tratti di murature, cose che sembravano resti di un'antica strada. E inizialmente, ecco, le sue ricerche e scoperte furono addirittura documentate dalla soprintendenza milanese, perché quando si capì, sì, perché ci sono addirittura delle copertine della Domenica del Corriere di allora, anni 61-62, Sì. che noi le riportiamo, le fotocopie, le riproduzioni nel libro. Ci sono delle indagini che sono state documentate con successo, nel senso che, avendo visto che questo strumento funzionava, la soprintendenza gli chiese perché aveva già scoperto alcuni resti longobardi da qualche parte nel milanese, adesso non ricordo esattamente dove, comunque si era capito che funzionava, allora la soprintendenza gli chiese di fare delle indagini nel sottosuolo della piazza del Duomo, perché era allora in progetto la linea rossa, se non ricordo male, di Milano, e non volevano
fare degli scavi andando a sventrare magari antiche strutture che si sapeva che c'erano nel sottosuolo del Duomo di Milano, perché come sappiamo queste costruzioni sono sempre costruite sopra costruzioni molto più antiche, anche nel caso lì si sapeva che c'erano costruzioni antiche, ma non si sapeva esattamente dove. Allora lo chiesero a Porro questo strumento, lui arrivò e identificò esattamente dove erano le antiche strutture sotto il Duomo di Milano, sotto la piazza del Duomo. E quindi poterono fare i lavori di costruzione della linea della metropolitana senza andare a sventrare queste strutture. E qui ci sono le copertine, ripeto, della Domenica e del Corriere che documentano questi successi. Quindi Porro, niente, preso, insomma, chiaramente potete immaginare l'esaltazione dell'ingegnere nel vedere un po' che questo strumento, questa cosa funzionava, cominciò a fare delle indagini sempre più estese nel territorio della Lombardia, a nord di Milano soprattutto, Saronno, Brianza per l'appunto, andava verso in quelle zone lì. E cominciò a trovare delle cose sempre più strane, innanzitutto sempre più in profondità. Poi, quindi cominciamo a parlare di decine di metri. E voi sapete che quando si comincia, finché si tratta di qualche metro, può essere una struttura romana, una struttura longobarda, perché insomma la velocità di sedimentazione del terreno la conosciamo, quindi non può. Ma quando si tratta di qualche decina di metri, comincia già a diventare qualcosa che è necessariamente più antico di un manufatto romano. E addirittura cominciò a vedere delle cose estremamente strane, cioè di quelle che sembravano resti di imbarcazioni a parecchie decine di metri di profondità. Cioè imbarcazioni, potete immaginare un'imbarcazione di legno che è rimasta nel terreno per migliaia di anni, diciamo così. Come si riduce? Se si riduce, diciamo, legno carbonizzato. Ecco, diciamo che l'ingegnere aveva messo a punto, diciamo, la sua capacità di prospezione con questo strumento, che nel libro è anche fotografato, abbiamo delle foto del libro, quindi chi legge il libro potrà vedere delle foto di questo strumento. E quindi capì che poteva identificare quello che stava leggendo come resti di legno carbonizzato, ma la forma era quella di un'imbarcazione, la traccia era quella di un'imbarcazione ad una grande profondità. E mettendo insieme un po', ne trovò non solo una, ma diverse, mettendo insieme un po' tutte queste informazioni, cominciò a capire che lì c'era una linea costiera, perché c'erano molte strutture portuali, molte imbarcazioni rimaste in diversi punti della regione, della regione a nord di Milano, e quindi poté capire che si trattava di imbarcazioni che facevano riferimento ad un'antica linea di costa. Uno si può dire, ma come può esserci il mare in quelle regioni della Lombardia vicino alle Alpi? Nord Milano. Nord Milano. E invece è proprio così. Il mare c'è stato, ma in un'antichità che comincia a essere chiaramente, decisamente al di fuori di quella che è la storia normale. Noi sappiamo che c'è stato un mare padano non meno di 500.000 di anni fa, quando il livello del mare era molto più alto dell'attuale. Praticamente l'Adriatico entrava nella pianura padana e andava a lambire tutte le prealpi, non solo le prealpi, ma faceva anche il giro da Torino, diciamo così, girava e scendeva giù verso le regioni collinari dell'Emilia Romagna, fino ad arrivare a dove abito io, che sono di Faenza. E quindi tutta la pianura padana era un antico mare. E questo cominciò a sconvolgere un po' tutti, perché cominciò a sconvolgere lo stesso Porro, cominciò a sconvolgere ovviamente Mario Minici, Floriano Villa, perché Floriano Villa, che era un geologo, sapeva bene quali erano le implicazioni, le datazioni di una cosa di questo genere. Quindi finché si trattava di trovare qualche manufatto murario a 5, 6, 7 metri di profondità, vabbè, è antico, qualche migliaio d'anni, romano, pre-romano. E a un certo punto cominciarono a mettere in campo anche l'idea di Atlantide. Saranno avamposti atlantidei. Adesso noi sappiamo sappiamo, ma diciamo che la tradizione parla di Atlantide datandola a circa 12.000 anni fa. Ecco, fino a 12.000 anni ancora, diciamo così, ci possiamo arrivare, diciamo così. Invece quando qui si tratta di mare padano siamo a 500.000 di anni fa, 1 milione di anni fa. E qui veramente cominciarono a essere, loro stessi a non capirci più Sì, nulla. posso dire una cosa? Secondo me in loro si è innescata la paura di rivelare cose che non sarebbero non credute, perché loro avevano le prove, sì, ma osteggiate, perché diciamolo, il motivo per il quale infatti stiamo facendo la nostra chiacchierata stasera è perché noi della Libera Università sosteniamo che i libri di storia andrebbero riscritti, ok? Che viviamo, cioè a scuola si veleggia in una propaganda
oscurantista dove ti vengono raccontate cose che non sono vere. Per cui, diciamo, fare delle scoperte così divergenti per persone poi che avevano un buon nome come professionisti, vedi questo lavoro che ha fatto per Milano, sotto il Duomo, eccetera, rischiavano addirittura di trascinarli in un gorgo di oggi si direbbe shitstorm, cioè di assalti, perché certe verità oggi, ancora oggi, vengono taciute per motivi che poi nell'altra Europa si capiscono benissimo, no? Per una narrazione nella quale noi dobbiamo, come inebetiti, vivere, perché nel momento in cui abbiamo prove di altro, allora veniamo dileggiati, osteggiati, qualche volta ammazzati, insomma, io penso che sia scattato questo dentro di loro, l'enormità della scoperta. Esattamente, era proprio questo, perché inizialmente l'idea era quella di fare un diario per pubblicare l'esito di queste ricerche, ma quando queste ricerche cominciarono a portare risultati inenarrabili, perché non si potevano raccontare in contesti accademici, come ripeto, il professor Floriano Villa insegnava all'università, era difficile pensare di andare a riferire certe cose dal suo ruolo che aveva, certe cose pubblicamente. Quindi ecco, quello che le ricerche andavano avanti, ma rimanevano nel cassetto, perché loro stessi, come hai detto tu, giustamente, non si sentivano di raccontare. Aspettavano, diciamo così, aspettarono anni, che poi non si verificò mai, ma aspettarono anni per arrivare al momento giusto per poterle pubblicare, cosa che per appunto non avvenne mai, anche perché nel frattempo la cosa non finì qui, la cosa diventò ancora, ma all'ennesima potenza, più sconvolgente, perché man mano che l'ingegnere faceva le sue prospezioni sempre in quella zona lì, quindi evidentemente era ricchissima di queste informazioni, e trovava cose sempre più in profondità e di natura sempre più sconvolgente. A un certo punto, a 400 metri di profondità, e il professor Floriano Villa, per appunto, con le sue competenze, disse a quella profondità, in quel punto, con quelle caratteristiche geologiche, qualcosa che a 400 metri di profondità è databile a strati di 30 milioni di anni fa. Cosa ci vide? Cosa ci vide Alessandro Porro? Ci vide delle strutture sferiche, ma non una sola, in più zone del nord della Lombardia, addirittura anche campi di sfere, cioè in certi punti su diversi ettari di superficie c'erano anche decine di sfere a distanza regolare l'una dall'altra. Queste sfere di che natura erano? Erano chiaramente artificiali, perché nel frattempo l'ingegnere è andato molto avanti nella sua capacità di capire i materiali attraverso le frequenze, tarando giustamente le frequenze dell'apparecchio che aveva. Quindi aveva capito che quelle strutture... Come fosse stato un sonar, esattamente come il sonar all'interno dei mari, diciamo che questo strumento permetteva addirittura di disegnare, io lo so perché l'ho letto nel tuo libro, disegnare le forme, capire addirittura cosa fosse scritto dentro sulle pareti. Sì, adesso questo è difficile, mi richiede più tempo per spiegare come riusciva a farcelo, però sì, quello che hai detto è giusto, lui riusciva andando anche con metodi estremamente pazienti, nel senso che lui andava per punti, perché lui raccoglieva punto per punto il segnale che gli dava il suo strumento e lo riportava su dei fogli, quindi lui tracciava dei disegni proprio disteso sul terreno, il suo metodo di lavoro era questo, lui disteso sul terreno tracciava punto per punto quello che lo strumento, grazie anche ad un auricolare che gli restituiva un suono, quindi quando la frequenza gli restituiva il materiale che stava cercando, gli dava un suono e lui annotava con la matita che in quel punto lì, dove stava facendo la prospezione, c'era quel materiale. Quindi lui, ecco, noi abbiamo in questi scatoloni che dicevamo prima, a casa di Marco Zagni, c'erano tutti questi suoi punti di disegno, erano dei fogli lucidi da architetto, diciamo così, da geometra, in cui lui riportava questi disegni, e fra cui stavo parlando per l'appunto delle sfere. Lui, attraverso per l'appunto l'indagine dei materiali, riconoscendo i materiali, riconoscendo le forme, come hai detto tu, Adele, riusciva a capire che erano strutture sferiche di materiale, di un cemento armato molto, molto avanzato, molto evoluto, cave all'interno, queste strutture, e all'interno c'erano delle strutture, delle celle, delle camere al loro interno, fra l'altro in un sistema, diciamo così, in piattaforme galleggianti, perché diciamo che metà della sfera era riempita d'acqua e le camere che erano utilizzate all'interno di queste sfere galleggiavano
sull'acqua, ma c'è un motivo tecnico molto preciso, ma non voglio adesso mettere troppo carne al fuoco. Cosa c'era dentro queste sfere, dentro queste camere? C'erano degli esseri in stato ibernato. Lo devo dire. Niente di quello che vediamo nei film di fantascienza, perché Sì, ce no, li ma hanno le già supera fatti tutte. vedere queste cose. Sì, certo, le supera tutte. Io lo dico, cioè io capisco che la gente potrebbe, a questo punto gli ascoltatori potrebbero stramazzare sulla sedia e ascoltare delle cose di questo, di I questo genere, nostri perché non sono... stramazzano, i nostri studiano, si informano. Noi non Sì, abbiamo tanti follower, però quei pochi che quei pochi abbiamo sono, ecco, non io stramazzano, non stramazzo, sono io alla ricerca faccio... di questo nutrimento, caro Perfetto, Loris. perfetto. Io faccio appello alla loro, come dire, bisogna sospendere il giudizio. Ecco, questa storia va ascoltata sospendendo il giudizio, perché qui la buona fede dei personaggi coinvolti è fuori discussione. Cioè, l'ingegnere era in buona fede, il giornalista era in buona fede, il geologo era in buona fede, conosciuto da Marco Zagni direttamente. Quindi siamo tutti personaggi in buona fede che quello che facevano l'hanno fatto in buona fede. Noi, ovviamente, cioè in buona fede, stiamo riportando semplicemente quello, stiamo documentando i documenti che ci sono appunto arrivate nelle mani. Quindi la storia è questa. L'ingegnere pensò di leggere con suo strumento l'esistenza di strutture di questo genere, con persone ibernate al loro interno. Poi, con una tecnica ancora un po' più complessa, che consisteva nel deviare queste onde, perché ecco, qui si parla di una fisica anche un po' particolare, queste onde che l'ingegnere utilizzava per leggere queste informazioni nel sottosuolo, non erano onde riconosciute normalmente dalla fisica attuale, ma lui le chiamava neutro-onde. Erano fra l'altro onde che avevano una doppia valenza, nel senso che c'erano onde che risalivano dal terreno e onde che discendevano. E insomma, leggendo praticamente la risposta di queste onde che risalivano, lui riusciva per appunto a ricavare queste informazioni. E con tecniche Pazzesco. molto particolari, con una genialità anche sua, riuscì anche a leggere quelle certe cose, informazioni che c'erano all'interno delle sfere, come tu stavi dicendo. Perché proprio a scopo didattico, quella gente che si era fatta ibernare in quelle sfere aveva predisposto dei pannelli all'interno delle sfere stesse, dei pannelli in una lingua, che è la lingua, noi li chiamiamo eocenici, perché 30 milioni di anni fa, il periodo geologico, l'epoca geologica, era l'epoca eocenica. E quindi quella civiltà l'abbiamo chiamata eocenica, perché ovviamente non abbiamo un nome da Certo. poter dare, non esistono. E quindi ecco, in questi pannelli che si trovavano all'interno di queste sfere, con questa tecnica particolare, Alessandro Porro riuscì a leggere, a trascrivere innanzitutto nella loro grafia originaria, che era una scrittura estremamente schematica, fatta apposta, artificiale, una scrittura artificiale proprio fatta apposta per essere semplice e decodificabile. E riuscì a trascrivere queste informazioni e anche a interpretarle, cioè a decifrarle, come fece Champollion con i geroglifici, diciamo così. Sì. E quindi di lì, da questi pannelli, ricavò una marea di informazioni che sono fondamentalmente ciò che sappiamo di questa civiltà eocenica, che era per appunto una civiltà, come dire, fortemente autocratica, cioè aveva a capo un re, che era praticamente un sovrano assoluto nei confronti della popolazione, poteva disporre di vita e di morte. E era una civiltà estremamente avanzata dal punto di vista tecnologico e fra le informazioni ricavate da Alessandro Porro in queste tavole, vi erano delle tavole che vengono per appunto chiamate tavole di fisica, cioè erano proprio tavole di informazioni. Io a casa abbiamo un libro di 150 pagine di informazioni ricavate da Porro, lette da quelle tavole di fisica. E voi vi potete immaginare che lavoro c'è dietro, cioè è anche impensabile che una persona sia inventata queste cose qui. No, ma è chiaro. Cioè adesso io capisco che finché non si legge il libro ci si può anche non rendere conto, ma c'è un'enormità, una quantità incredibile di informazioni che queste persone erano in buona fede, quando le raccolte erano in buona fede, le ha riportate per come le vedevano. E ecco, dicevo, una civiltà molto avanzata tecnologicamente, che disponeva di strumenti di guarigione di malattie di ogni tipo, possedeva una chimica avanzatissima con cui riusciva a ricavare energia, a ricavare idrocarburi dall'aria, e sapeva volare nello spazio, aveva colonizzato la Luna e anche Marte. Nella Luna c'erano miniere che venivano sfruttate dalla, dalla, da questa civiltà per le proprie necessità. E cosa succede?
per arrivare alla questione fondamentale della storia, questa civiltà era spaccata, diciamo così, in due. Perché? E qui arriviamo nel campo, diciamo, esoterico. Esoterico perché? Perché nella terra di allora, ma probabilmente la situazione è anche quella di adesso, c'era un'entità molto particolare che veniva chiamata Grande Sfera, che era diciamo che l'esoterismo coincide con quello che si può chiamare il logos planetario. Ok. Cioè, allora, quando diciamo, molti ascoltatori avevano già sentito parlare di Gaia, cioè questa entità vivente che in qualche modo governa la Terra, tutta Certo. la vita sulla Terra. Ecco, a quei tempi, cioè nelle informazioni raccolte da Porro, desunte da queste tavole presenti nelle sfere, veniva citata questa grande sfera. Questa grande sfera era un'entità di carattere non materiale, di carattere, diciamo così, spirituale, di carattere sottile, che era arrivata dallo spazio esterno nella Terra, si era insediata al centro della Terra e praticamente governava, o meglio cercava di governare, di dirigere l'intera vita sul pianeta. Però sta di fatto che questa civiltà, la civiltà eocenica, guidata per l'appunto da questo re, era estremamente fiera, diciamo così, e autonoma, indipendente, individualista, tutta una serie di valori che noi ascriviamo un pochino, diciamo così, all'egoismo all'egoismo e allo scarso senso dell'altro. Mentre invece la grande Scusa, sfera... mi fai sorridere se penso, no, facendo un rapporto alla nostra vita del nostro pianeta attuale, quando hai parlato di questo grande re egoista, eccetera, mi fa venire in mente, che so, un Soros che se ne frega di Sì, tutti, sì, pensa sì. soltanto Certo, ai certo, suoi certo, interessi e non certo. pensa invece a vederla in maniera globale, ma davvero, cioè siamo tutti sul pianeta Sì, allo sì, stesso livello, ecco. E invece dicevi c'erano... invece sì, no, la grande sfera invece era una sorta di, come dicevo, un logos planetario, ma una sorta di divinità, nel senso che voleva dirigere la Terra, però improntando, diciamo, le creature che la vivono, che sono sopra, improntandole ad una condotta morale, etica, cioè avrebbe voluto che tutta la vita sulla Terra fosse improntata a un senso di altruismo, di cooperazione, di amore, ecco, sostanzialmente diciamo così, Quindi di amore. avevano degli interessi pedagogici su come Sì, doveva andare la vita sul pianeta. esatto, avrebbe voluto, non dico imporre, ma indirizzare, ecco, indirizzare il comportamento delle creature sulla Terra ad un certo tipo di comportamento che noi ascriviamo alla positività. Mentre invece, ripeto, la civiltà eocenica era estremamente individualista, estremamente autocratica, estremamente materialista, anche molto materialista. E quindi cosa succede? Non volevano saperne di stare ai dettami della grande sfera, quindi la grande sfera per loro era un nemico. Era un nemico. E cosa fecero? Qui il racconto sembra fantascienza, ma ripeto, è quello che è detto, che è riportato nei documenti. A un certo punto il re, attraverso i suoi ingegneri, mise in atto una serie di tecnologie, di schermature per sottrarsi all'influenza della grande sfera, perché l'influenza della grande sfera avvenivano proprio tramite irradiazioni di determinate frequenze, perché tutto è frequenza, sappiamo. Quindi certe frequenze avevano lo scopo di armonizzare il comportamento, la psiche degli individui in un certo senso, nel senso voluto della grande sfera. Il re non ne vuole sapere, una metà degli oceanici non ne vuole sapere, mentre un'altra metà, una parte, avrebbe voluto seguire la grande sfera. E quindi misero in campo queste tecnologie per schermarsi la grande sfera. La grande sfera però non l'ha prese bene. La grande sfera non l'ha presa bene, vide questo atto come un gesto di Ribellione, insubordinazione, di ribellione, di insubordinazione, coordinazione. un gesto prometeico in qualche modo, oppure forse luciferico, forse ancora peggio, un'insubordinazione. E quindi cosa fece? Invitò una popolazione extraterrestre a dare una sonora lezione. Lo sto raccontando così, sto drammatizzando, ma per dare una sonora lezione a questa civiltà. Invitò una popolazione che proveniva da Ganimede. Ganimede è un satellite di Giove, una popolazione che non aveva neanche aspetto umano, perché viene descritta nel diario di Minieci come, negli appunti di Ingegner Porro, era descritto come avente tentacoli, qualcosa quindi come dei grossi polipi, qualcosa che forse potrebbe ricordare le creature raccontate da Herbert George Wells nella Guerra dei Mondi. Qualche popolazione antica parla di Ecco. esseri a forma di polipo, sì. Ecco, per non dire tutto l'immaginario che corre a Lovecraft,
Già, un autore esatto. straordinario che infatti richiama moltissimo queste cose qui a livello letterario, come suggestione letteraria. Non che fosse presente in Porro quando diceva queste cose qui, ma la suggestione letteraria noi le sentiamo, la avvertiamo. E quindi ecco, questa popolazione venne da Ganimede e quindi ingaggiò una battaglia, una guerra vera e propria contro la popolazione terrestre degli Eocenici. E quindi fu una guerra estremamente cruenta perché fu messa di mezzo anche la Luna stessa, Marte stesso. Addirittura negli appunti di Porro si dice che una delle due lune di Marte, Phobos, è un satellite artificiale creato dagli Eocenici attraverso un'esplosione nucleare che avrebbe scagliato nello spazio un frammento di Marte, cosa che del resto peraltro è vera, perché nel senso che è probabile, cioè anche gli Sì, astronomi attuali dicono, mi pare proprio che sia quella sì, l'origine sì, certo. di Marte, della Luna di Marte, e quindi ha una forma anche parecchio strana, particolare. E l'avrebbero costruita, realizzata artificialmente gli Eocenici per usarla proprio come avamposto spaziale contro gli invasori che venivano da Ganimede. Sta di fatto che però in questa guerra gli Eocenici avevano la peggio e quindi decisero e qui si arriva a chiudere il cerchio un pochino, decisero di ibernarsi, di sottrarsi alla sconfitta che ormai era evidente, mettendosi in stato di ibernazione in queste strutture sotterranee, queste sfere per E l'appunto. qui ti fermo, sai perché? Prima di tutto perché io vorrei che le persone comprassero il libro e andassero a vedere tutte le meravigliose ricerche fatte da Porro, ma soprattutto perché ho l'ultima domanda conclusiva, caro Loris. Certo. Ma tu pensi che andranno ad ibernarsi coloro che in questo momento sanno che sono sconfitti, che hanno cercato di manipolare l'umanità in questo periodo e non sapranno dove scappare? Sarebbe una buona idea che si ibernassero anche loro? Allora, sai, questa idea di sottrarsi alla morte è un'idea che esiste in queste elite demoniache, sataniche che ci sono attualmente al governo, perché cioè, il transumanesimo porta in fondo a questo, cioè, contiene in sé, dentro di sé questa idea, che è quella di superare la fisicità del corpo umano attraverso tecnologie che possono essere genetiche, che possono essere anche di intelligenza artificiale e di robotica, per integrare, quindi per arrivare ad un corpo che può anche addirittura superare i limiti della morte, diventare eterno. La loro idea, l'idea di alcuni, sono cose che ho sentito dire, ho letto e so che c'è chi è convinto di cose di questo genere, che è convinto di superare la morte attraverso la tecnologia, magari trapiantando la propria coscienza, le proprie informazioni In un altro corpo. Sì, sì. in Questa è una supporti cosa che, artificiali. se non sbaglio, era già dai tempi degli Egizi, che trasportavano Sì. la propria coscienza in un altro corpo affinché Brava, morisse brava, solo il corpo brava. fisico. E pare che forse certe strutture come le piramidi potessero proprio avere funzioni tramite Questa l'elaborazione funzione. di frequenze, proprio queste funzioni qui. E quindi sì, io direi che queste lì qui, non so se tecnologicamente è possibile, ma che coltivino quest'idea, Ce mi l'hanno. risulta che ci sia. Il transumanesimo Come ve comprende anche questo. Quindi voglio dire, cambiano, cioè passano gli anni, ma i progetti, i piani, sono sempre gli stessi, i copioni Evidentemente no, sono sempre gli evidentemente no, stessi. evidentemente no. Però un'antica profezia della grande sfera dice che alla fine gli umani avranno la mente. Ecco, mi sembra la chiusura perfetta, perché in questo Esatto, momento di esatto. grande confusione, nella quale questa nebbia che ci viene creata attorno per non farci vedere la luce anche fisicamente, non fa altro che piovere, va bene? Secondo me studiare, e ne sono convinta di questa cosa, e conoscere questi messaggi ci aiuta a tenere dritta la barra e a continuare a navigare per questa avventura che è la vita su questa dimensione. Loris, è stato meraviglioso tutto quello Grazie, che ci hai grazie. raccontato e io spero che tornerai a trovarci per raccontarci qualche altra bella storia Sì. che ci aiuti a portare avanti, da un certo punto di vista, questa sete di ricerca che chi frequenta la libera università, posso dire, non è mai sazia, ma soprattutto il vedere che ci sono come noi persone che stanno
perché questo state facendo, state dando documenti a una riscrittura di una storia mai narrata, sicuramente ci solleva un po' il morale, va bene? Sì. Quindi grazie Grazie davvero, grazie a voi che grazie a te. ci seguite e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci, ciao Loris!